Ancora una volta il Pirandello ospita una delle manifestazioni più importanti nel panorama femminile d'Italia, la Mimosa d'Oro, arrivata alla 27ª edizione a cura del Centro Guttuso di Favara. Sì, siamo alla 27ª edizione ed è sempre una edizione, diciamo, che potrebbe sembrare l'ultima, ma continua, perché a noi fa un piacere immenso fare fiorire ogni anno questa mimosa. La mimosa che è segno della forza delle donne, non solo per le altre donne, ma per chi effettivamente ha bisogno. La manifestazione si basa sull'impegno sociale. Ecco, quest'anno ci sembrava giusto e doveroso dare il premio a chi si è impegnata in maniera totale, diciamo, per la disgrazia, per tutti quelli che hanno perduto la casa, la vita nel terremoto di Amatrice. Il premio va infatti a Titti Postiglione, che è la direttrice della protezione civile e nazionale. Ma con lei premiamo tutti i volontari che si sono impegnati, hanno dedicato la loro vita, la loro fatica, le loro giornate per alleviare il dolore di chi effettivamente soffriva. La mimosa è appunto questo, è solidarietà, ma è anche esempio, è anche forza. Ed infatti noi premiamo pure un'altra ragazza, Selene Caramazza, proprio perché vogliamo dire ai giovani: avete dei sogni, cercate di realizzarli, non arrendetevi di fronte alle difficoltà. Selene, una ragazza di Favara, è uscita fuori dalla sua terra, ha studiato e ha realizzato il suo sogno. Ce l'ha fatto Selene, potete farcela anche tutti. Ecco, e in quella sera noi consegneremo anche una raccolta di beneficenza di cui ogni anno il Centro Guttuso si occupa proprio per questo, per dare un contributo tangibile di quello che è il nostro interesse verso chi soffre. La serata naturalmente non si concluderà solo parlando di problemi, ma si parlerà anche di serenità. Infatti sarà lietata dai gruppi musicali, avremo la chiusura di Ronny e avremo con noi tantissime altre donne a cui daremo il riconoscimento speciale, perché meritano veramente il riconoscimento non solo del Centro Guttuso, non solo di chi sarà presente al Teatro Pirandello, ma di tutti, perché donne impegnate nel campo sociale, politico, culturale, ma soprattutto dedite al lavoro, credono in quello che fanno e cercano di realizzarlo. Ecco, questa è la mimosa. La mimosa è impegno, solidarietà, serenità e gioia. Gioia che vogliamo condividere un po' con quelli che quella sera saranno con noi al Teatro Pirandello sabato alle ore 17.